Sono quasi 3 milioni i tamponi effettuati in tutta la regione Veneto, di cui 1.320.000 di tipo rapido. In isolamento domiciliare rimangono 7.618 persone, di cui solo 117 con sintomi. I positivi salgono a 23.189 più 163 nelle 24 ore precedenti, con una spiegazione ben chiara. Dato concreto qual è? È che i vacanzieri hanno fatto impennare la curva dei contagi, nel senso che abbiamo evidenza di contagi dalla Sardegna, evidenza importante di contagi da Malta, evidenza importante di contagi dalla Croazia. Il presidente della regione ha poi toccato il tema della scuola. Il 14 si apre con la presenza del capo dello Stato Mattarella a Vo'. Non spostiamo l'apertura delle scuole. Io non la sto minimamente valutando, dopo per carità qua bisogna sempre dire ad oggi. Sul tema del trasporto pubblico le indicazioni nazionali parlano dell'80% della capienza dei mezzi rispetto a una prima ipotesi del 50%. Se oggi abbiamo l'80% di capienza, uso di mascherina, stop, è merito di tutto il dibattito che è partito dal Veneto e che abbiamo sollevato noi. Ogni anno in Veneto viaggiano sui mezzi pubblici 465 milioni di passeggeri e ridurre del 20% la capienza ha una conseguenza. Cioè se noi avessimo a capacità e affluenza pre-Covid, oggi dovessimo fare un'istantanea del trasporto pubblico veneto, ma ripeto c'è lo smart working che prima non c'era, tanto per citarne una, oggi noi avremmo bisogno di 500 mezzi in più. Più mezzi in circolazione vuol dire maggiori spese. Il Veneto prevede 30 milioni da qui a dicembre, la Giunta ne ha stanziati 8 per i primi contratti coi privati, ma vuol dire anche maggiore traffico e il rischio che qualcuno, anche minorenne, resti a piedi se la capienza massima sarà già stata raggiunta.